abbiamo questi graziosissimi porta tablet, porta documenti, da poter utilizzare sia a tracolla ossia da portare a mano, in maglia di lana con il filato grizia con i batuffoli in grigio. Graziosissima idea, questa deliziosa pochettina tutta unginetto con l'applicazione di questi fiorelloni, di questa ramificazione di fiori tutta unginetto, che si apre a bustina tutta foderata con una fodera colore argento, una tracolla veramente graziosa. Guardate che grazioso anche questo ciondolino con il suo portatelefonino da braccio, stesso unginetto, stessa fodera, stesso colore. Un'idea veramente graziosa, originale. Sono spostata in un'altra esposizione perché voglio mostrarvi qualche altro articolo, qualche altra idea. In questa esposizione vi faccio vedere i cappellini, anche se li avete già visti nel mio video a tema che esponeva i cappellini di lana. Abbiamo questo cappellino interamente in maglia di lana, rifinito con questo filato melage, viene ripreso nel fiorellino unginetto applicato, con la sua veletta sempre fatta all'unginetto da me, veletta che può essere calata sugli occhi oppure utilizzata solo come estetica perché ricopre tutto il cappellino. Ecco qua, adesso si vede lo stesso cappellino, lo ritroviamo in questa versione. Il filato però è di colore viola, sempre con la sua rete a veletta unginetto, con un fiorellino unginetto applicato. Sono dei cappellini semplici nella loro maglia, nella loro struttura, ma molto eleganti, con questa retina che li ricopre, molto particolare. Questo graziosissimo cappellino che riproduce una coppola siciliana. Tutto interamente unginetto, vedete la lavorazione, tutto interamente unginetto, con la sua visierina, molto grazioso, a maschiaccio. Vi faccio vedere anche queste graziosissime idee, che sono questi girocollo, tutti interamente unginetto, questo in panna e tortura con applicazione di perline, e questo dolcissimo angioletto a ciondolo, ma lo abbiamo anche nella versione in verde con dell'urex dorato, il suo angiolettino, il suo vestitino dolcissimo, oppure lo abbiamo in versione nera, ecco qua, tutto unginetto in lana nera con applicazione di perline e sempre l'angiolettino. Questa è un'idea graziosissima per una ragazza, anche una adolescente. Oppure abbiamo